Cortina Vintage, cos'è per lei il vintage? Ovviamente a Cortina. Allora, tenendo conto che Cortina è davvero diventata quello che poi l'ha fatta famosa in tutto il mondo in anni molto passati, dal 1920, 30, 40, 50, 60, il vintage è un patrimonio culturale che noi dobbiamo assolutamente preservare e ricordare non tanto come pezzo d'epoca, ma come quello che ci ha fatto imparare a diventare una città turistica, e quindi dobbiamo mantenere questo patrimonio che noi abbiamo acquisito, facendolo diventare un valore aggiunto. Anche perché vintage è anche un modo di vivere, di essere, no? Esatto, e infatti per noi è proprio questo, perché da questa grande passione appunto per la storia, che è quello che abbiamo vissuto, e la ricerca e tutto questo è diventata una passione, ci siamo appassionate e noi viviamo insomma il vintage tutti i giorni. È un pezzo della nostra cultura, non possiamo dimenticarla, anzi esatto. È come dire la fondamenta di quello che siamo oggi. Esatto, e le nostre ragazze quando hanno aperto i bauli delle nonne, hanno trovato queste cose un po' diciamo particolari, con questo sapore un po' retro, si sono innamorate di queste cose e è impossibile non innamorarsi. E io sono molto felice proprio perché credo molto nei giovani, nelle ragazze, che siano poi loro a portare avanti questa passione per la nostra storia, e come ha detto la signora un pezzo di storia. Noi qui siamo in un bellissimo luogo, esatto. Ci racconta anche un attimino dove siamo, perché è importante. Allora, la Galleria Contini, la sede di Cortina. La galleria ha anche una sede principale a Venezia, anzi ne ha due per l'esattezza in questo momento, e noi curiamo arte, diciamo, proprio del periodo giusto, perché siamo moderna e contemporanea, di conseguenza dal Novecento fino ai giorni nostri. Quindi dalla mostra del cinema di Venezia a Cortina Vintage, assolutamente. Tutto made in Contini, no? Made in Contini qua, certo, e vive il vintage perché comunque, ripeto, dobbiamo mantenerlo, perché è elegante, è bello, è eleganza, è cultura ed è ricchezza che noi dobbiamo preservare per imparare. Non è un pezzo di storia da mettere in museo, noi dobbiamo imparare da quello che è stato per il futuro. Benissimo, allora lei ci seguirà oggi nella giornata, assolutamente. Ci vedremo stasera, certo. E noi proseguiamo nel nostro viaggio Buona a Cortina. Passeggiata a Cortina. Oggi, 9 settembre 2017, siamo a Cortina Vintage. La seconda edizione di Cortina Vintage. Seconda edizione. Sì, certo. Qui tu oggi mi hai portato in un bellissimo posto, Sì. Ma come mai siamo qui? Siamo qui a Villa Sandi perché abbiamo l'aperitivo vintage e io ho grande piacere di presentarti chi gestisce questo bellissimo posto, il signor Roberto Cardazzi. E io volevo presentarli invece Anna Poter. Benissimo. Allora siamo una compagnia qui importante perché siamo a Villa Sandi. Pamela, Villa Sandi, tu che sei sommelier, cosa ti ricorda? Villa Sandi siamo nel cuore della produzione del Prosecco della Valdobbiadene, oltretutto bellissima occasione per visitare la Villa Palladiana, dove è sede anche Villa Sandi, quindi è uno dei posti veramente più incantevoli del nostro territorio. Quindi siamo usciti da un luogo di cultura, la galleria che abbiamo visitato prima, dove avevamo un pezzo importante di abito vintage con eleganza. Veniamo in un altro posto di cultura, la cultura enologica italiana. Certo, e adesso arrivano tutte le nostre signore vestite vintage, quindi uno spettacolo per gli occhi e uno spettacolo per le nostre papille gustative. Sarà questo delizioso aperitivo che ci sarà. Stimoli, allora sentiamo sì. che cosa ci ha preparato per le nostre papille gustative. Beh, essendo in Valdobbiadene, un prosecco direi che è la cosa più buona. Più normale, ma anche sì. più eccezionale. Ma direi che sì, noi il prosecco è un vino nostro, un vino del Veneto, un importante prodotto, direi che perché no. È un prodotto internazionale, un vino veneto, ma... Ah sì, a parte che in Inghilterra dicono che rovini i denti addirittura. Gli inglesi cosa non farebbero per non far venderci No, da non lo loro? so. Sono gelosi, Sono gelosi perché è solo gelosia. non riescono a produrlo. Ci provano magari tutti, ma non ce la fanno. Bene, a questo punto vi lascio alle immagini, continuate a seguirci perché la giornata è lunga e gli avvenimenti sono sempre più importanti.
siamo sempre ancora a Cortina per Cortina Vintage e qui abbiamo trovato un'altra amica, Cinzia. Ciao Cinzia. Tutto bene? Tutto a Allora, posto. tu oggi qui ci hai ospitato in un posto che ospita a sua volta delle bellezze in carne e ossa, ma anche bellezze di oggetti. Certo. Abbiamo Gio Ponti, abbiamo Chanel, abbiamo tutto. Abbiamo Vuitton, abbiamo Hermès, ma soprattutto abbiamo queste ragazze che vanno dagli anni 60 a tutto quello che può essere l'estrosità della moda, la fantasia e l'egocentrismo e, perché no, anche la fatalità delle donne e questa charme che per fortuna esiste ancora. Siamo a Cortina Vintage perché Cortina è il simbolo dell'eleganza e quindi è giusto che il vintage parta da qui. Certo che le cose belle, le cose retro, le cose che ormai in un mondo dove tutti hanno tutto, la cosa che magari aveva la nonna o la zia e la rindossi rivisitata per il 2017, comunque per il 3000, chissà perché no, è sempre molto piacevole e coreografico e diverte moltissimo tutti. Tanti hanno paura tanto di esporsi e invece poi quando c'è un evento così tutti si buttano, si rivisitano e cercano di fare del loro meglio per entrare nell'atmosfera, perché no? Viva la vita! Sono oggetti senza tempo, no? L'eleganza, il bello dell'eleganza e la diversità dalla moda che cambia è che questi oggetti sono sempre di moda, basta saperli indossare, Certo. basta saperli abbinare. E soprattutto bisogna anche pensare che sono tutti oggetti fatti da mani esperte, che era la sarta, era lo stilista, che lavoravano magari 12 ore con ago e filo e creavano il fiocco piuttosto che il bottone fatto dall'artigiano apposta per Chanel piuttosto che Saint Laurent, cioè sono i gioielli, avevano meno materiali, ma li usavano molto meglio secondo me, perché adesso è tutto fatto a macchina, tutto stampato, invece questi sono vestiti fatti a mano da persone che cercano di dare tutto quello che hanno della fantasia, seguendo una linea chiaramente anni 60, anni 70 e perché no, va tutto mescolato. In questi due spazi che abbiamo visitato, sia per il vestire ma sia anche per gli oggetti di casa, abbiamo trovato altre chicche. Ci sono degli orologi in alabastro, marmo di Carrara, ci sono le lampade di Gio Ponti. Ma noi in questo negozio abbiamo un po' di tutto, nel senso che partiamo dal 600 come epoca, abbiamo il modernariato, abbiamo l'abbigliamento, i gioielli Chanel dagli anni 30 in su, le borse Hermès che comunque a me piacciono di più quelle da collezione, non le modaiole, ma comunque hanno un rispetto per tutto, i bastoni, i bauli dei viaggi quando i nostri avi viaggiavano con grandi vestiti, abbiamo la pellicceria, poi io non so, faccio anche delle cose di fantasia, coi bidoni del latte, faccio gli sgabelli, mi piace un po' giocare. Noi cosa dobbiamo dire a chi viene a Cortina? Veniteci a guardare qui a questa galleria e dove ci sono tantissime bellezze, venite qui e scoprite sicuramente un pezzo anche della vostra vita o comunque di quello che potrà essere la bellezza, no? Quindi a questo punto salutiamo le ragazze che sono in vetrina, giusto? Un saluto a voi tutte e alla prossima Cortina Vintage. Grazie a tutte, ciao ciao! Ma Cortina Vintage non è solo eleganza nel vestire, ma anche eleganza nello sport, nel gesto atletico. Siamo qui in compagnia di colui che in qualche modo è il padrone di casa di questa struttura, una bellissima struttura ai piedi delle Tofane e che in qualche modo ci dà la possibilità di fare un torneo anni 60, 70? Il Tennis Country Club è la quinta edizione del torneo Gesti Bianchi, torneo vintage, proprio come omaggio alle origini del tennis, uno sport che è di antichissima data e quindi noi ogni anno lo ricordiamo con questo torneo dove è obbligatoria la mise bianca
dove si gioca con le racchette di legno e quindi siamo in qualche modo onorati di far parte di questo weekend vintage. Ma prima mi dicevi che è anche molto bello che avete coinvolto in qualche modo i vostri giovani, i ragazzi della scuola, perché è un valore il vintage anche da trasmettere a loro. Assolutamente sì, anche perché nei giovani c'è molta curiosità nel scoprire, nel vedere, nel provare come si giocava a tennis un tempo, ma è anche un valore aggiunto per loro sapere quali sono le origini del loro sport, e quindi un motivo in più per averli con noi qui oggi. Benissimo, quindi non ci resta altro che seguire i prossimi incontri e farveli vedere anche a voi in diretta su Venezia Channel. Cortina Vintage, non mancano le sorprese, vero Anna? Noi abbiamo sempre una sorpresa da riservare ai nostri telespettatori. Certo. Adesso ci troviamo dove e perché? Adesso ci troviamo davanti a Wedding Cortina. E perché? Perché l'abito di punta del defilé che ci sarà stasera durante la cena all'Hotel della Poste è un abito da sposa e nessuno meglio di Viviana Reati di Wedding Cortina ci può spiegare il perché e come sarà. Come sarà questa sorpresa che ci aspetta questa sera? Ma essendo io la titolare di Wedding in Cortina, questo gruppo diciamo di professionisti per permettere alle persone che vengono a Cortina di sposarsi, organizzando il loro matrimonio dall'A alla Z, insieme appunto all'atelier Nouvelle V, abbiamo pensato di usare un abito vintage. Perché? Perché magari qualcuno vorrebbe il tema vintage, visto che è di gran punta. Vintage è eleganza. È eleganza. L'abito infatti che verrà usato questa sera è un abito molto elegante in stile americano. La fioraia di fiducia ha fatto il bouquet in tema, quindi è tutto a tema. E niente, mandiamo avanti questa. Cosa volete di più da noi? Vi prepariamo vintage in tutte le salse, Esatto. vero? Persino un matrimonio, venite qui e noi possiamo, Esatto. tu puoi realizzare i loro Esatto, sogni. il loro sogno con il tema che loro vogliono. Se vogliono il tema vintage abbiamo tutti gli elementi, dall'abito all'auto, per poter realizzare il sogno vintage. Quindi dovete continuare a seguirci perché noi stasera riprenderemo in esclusiva per voi questa chicca che poi potrete vedere e quindi potrete in qualche modo già immaginarvi come potrebbe essere il vostro matrimonio in questo scenario unico, perché Cortina è unica. Direi proprio di sì. Bene, a tra poco.